Ben ritrovati al nostro Post TG, buonasera di nuovo. Siamo in compagnia di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. Allora, ogni tanto è occasione per fare punto della situazione su varie questioni, e poi tra l'altro da quando Tamaro coordina a livello regionale il sindacato è chiaro che è impegnato su un territorio più ampio, no? Non solo Trieste ma anche le altre province. Partiamo però da Trieste perché io ho fatto un titolo semplice, non voglio creare allarmismi, però rapina e violenza è emergenza. Allora, microcriminalità, bande straniere, furti con spaccate e rapine di tutti i tipi, sia rapine improprie per così dire, ma anche rapine vere e proprie. 2 settimane fa mi pare, anzi 10 giorni fa, un ragazzo aveva il coltello puntato al fianco da 2 soggetti che lui diceva, 2 soggetti stranieri che mi hanno avvicinato per rubare il cellulare. Ecco, viviamo momenti che, insomma, passeggiare per strada in pieno centro a Trieste a volte può costituire, non dico un pericolo, però insomma bisogna stare attenti. Beh, sicuramente abbiamo avuto modo anche in altre occasioni di ricordarlo. La nostra società sta cambiando, la nostra città è cambiata e sicuramente situazioni come queste sono ben diverse da quelle che erano quelle passate. Io già utilizzare il termine microcriminalità è un termine che a me non piace molto, perché io utilizzerei piuttosto proprio il termine criminalità, perché alla fine anche una cosiddetta rapinetta, il furto, comunque sono dei reati gravi che vanno a incidere molto anche a livello psicologico alle vittime. Quindi, no, certo, io volevo essere un elenco più che altro di situazioni. No, assolutamente sì, cioè, però voglio dire... c'è anche la microcriminalità. Sì, il discorso si tende sempre un po' a minimizzare, a giustificare, e credo questo sia uno dei grandi mali di quello che è accaduto nel corso degli anni, quello sempre di giustificare determinati comportamenti che sono completamente sbagliati, come no, sì, ha commesso questa cosa, però magari è cresciuto in un contesto. Invece secondo me bisogna cominciare a essere un po' più decisi, bisogna attribuire determinate colpe a chi le commette e dare anche le giuste ovviamente pene e soprattutto una certezza che sconti quello per cui è prevista quella pena per quel determinato comportamento sbagliato. Forse nel corso degli anni passati si è permesso molto, si è giustificato molto, e questo viene fatto a tutti i livelli, no? Non solo a livelli della giustizia, ma forse anche nella parte educativa, nelle scuole, anche nella famiglia. Cioè serve che ci sia una sinergia tra io credo di sì, tutti gli ambienti per poter... Esattamente, proprio per non arrivare a questo. Dopodiché è chiaro che la società è cambiata, abbiamo una società adesso formata da varie etnie, con usanze e comportamenti che sono completamente diversi da quelli che erano i nostri. Io sono convinto che sia più giusto che chi arriva si adegui a quelle che sono le nostre, ai nostri modi di vivere, alla nostra cultura, piuttosto che adeguarsi magari a una cultura dove c'è l'usanza dell'utilizzo per esempio del coltello, no? Quindi io credo che c'è molto lavoro da fare su questo fronte qua. Per quanto riguarda Trieste è una città che è sempre stata ha sempre goduto di buona salute per quanto riguarda la sicurezza in passato, come io credo anche le restanti province della regione, ma che nel corso degli anni sicuramente è cambiato e si sta portando sui livelli delle grandi città. Io combinazione sono ritornato proprio ieri sera da Milano, devo dire la verità che ovviamente con le dovute proporzioni da una città come Trieste a una metropoli come Milano, devo dire che non ho notato queste grossissime differenze camminando per le strade, no? È chiaro, insomma, una grande metropoli vai incontro a qualche rischio in più,
però onestamente vedo che rispetto a una città come Trieste, che un tempo appunto era una città dove le ragazze potevano tranquillamente uscire la sera e senza incorrere nessun tipo di rischio, oggi la situazione è ben diversa. I commercianti anche più che altro, perché rimane ancora raro magari vedere, che ne so, appunto una persona rapinata per strada, per fortuna, insomma non è una cosa che capita tutti i giorni, mentre invece capita molto più frequente proprio la rissa di bande tra bande straniere. Però una cosa che è frequente è proprio il negoziante che viene rapinato o che si trova la vetrina spaccata la mattina quando torna al lavoro, e questo è molto frequente. È molto frequente, è un danno, come dicevo prima, sicuramente psicologico, anche economico, perché oltre magari il furto dell'incasso o comunque dei soldi che sono tenuti all'interno dell'attività, c'è anche il danno proprio fisico e quindi anche un costo dopo per ripristinare quello che è accaduto. E non c'è più quella tranquillità appunto di poter dopo una giornata di lavoro chiudere la propria attività e avere la certezza che il giorno dopo di ritrovarla come l'ha lasciata, insomma, il titolare. Cosa fare? Questo è il problema, è un po' diffuso dappertutto, no? Perché dopo io vedo tante volte ci sono anche delle polemiche politiche, no? Destra, sinistra, colpa tua, colpa mia, colpa sua. Vedo che invece questo problema è un po' comune in tutte le città, dove le giunte sono anche di colore diverso, quindi vuol dire che è proprio un problema generalizzato, un problema che da parte nostra sicuramente è difficile da affrontare con le risorse che abbiamo in campo. Sono risorse che sono sicuramente inferiori a quello che sono quelle che dovrebbero essere previste, parlo degli organici, e che però sono ridotte a tagli per causa di politiche nel corso dei 10-15 anni fa, di 10-15 anni, che appunto hanno voluto razionalizzare, tagliare e chiudere anche uffici proprio per risparmiare la spesa della sicurezza. Su questo il SAP si è fortemente battuto negli anni scorsi, proprio perché abbiamo sempre considerato la sicurezza non assolutamente un costo, ma un investimento per tutta la società. E quindi ci siamo trovati anche in alcuni frangenti negli anni passati anche da soli a contestare appunto quel taglio della spesa, quella spending review, la legge Madia. Io ricordo una manifestazione fuori della residenza di Renzi a Pontassieve, eravamo solo noi, a contestare proprio quelle politiche di tagli, no? Che hanno ridotto gli organici a quelli che sono. E noi vediamo che c'è sempre più richiesta da parte del cittadino e anche anche da parte istituzionale di un aumento della presenza delle forze di polizia sia nelle strade per quanto riguarda il cittadino e appunto anche degli operatori del nostro settore, di un aumento appunto di operatori di polizia proprio per poter svolgere al meglio quello che sono le nostre funzioni. È un problema, abbiamo visto l'altra settimana c'è stato il giuramento del corso allievi agenti. Che vanno a spalmarsi sul territorio. Trieste come provincia ha visto praticamente niente, ma ci sono appunto città nella regione che sono addirittura in più difficoltà rispetto a Trieste, queste sono sicuramente Pordenone e Udine, dove che mancano poliziotti e malgrado siano usciti da questo corso, da quest'ultimo corso, 1153 agenti, di cui 354 hanno frequentato proprio la scuola di San Giovanni, il corso, malgrado quest'uscita non si è riuscito a aumentare appunto l'organico di queste città, si è fatto piuttosto a favore del commissariato di Monfalcone. Questo è un dato positivo, perché chiaramente Monfalcone, pur essendo una cittadina piccola, è una città che ha le sue problematiche per quanto riguarda il discorso del tutto il mondo islamico, il discorso della città dei cantieri, quindi insomma comunque una città che aveva un assoluto bisogno, ma il problema è che non riusciamo a sfornare quelle nuove forze di cui avremo bisogno, proprio perché
nel corso degli anni la politica della spending review ha portato anche fra l'altro alla chiusura o al ridimensionamento delle scuole. Basti pensare che negli anni 90 la scuola allievi agenti di Trieste poteva formare 1000 persone, poteva fare un corso di 1000 persone, oggi ha una capienza massima di 500 unità, quindi capite bene che ridimensionato. Totalmente ridimensionato. Il quadro permanente della scuola di Trieste un tempo era di quasi 200 persone, adesso sono poco più di 50 persone, quindi voglio dire sono numeri che fanno impressione. Quindi c'è un grande sforzo da parte del governo di formare nuovi agenti, e ci sono i concorsi, e in effetti negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto un aumento appunto di nuovi agenti da mettere sul territorio, però siamo ben lontani da quelle che erano le capacità formative di un tempo, e soprattutto quello che noi avremo bisogno oggi, perché i pensionamenti danno numeri ancora molto elevati. È un problema anche di attrattività, cioè è meno attrattivo di una volta come mestiere? Io vedo che i concorsi vengono fatti, quindi molti anche non riescono a passare, quindi voglio dire la domanda c'è. Quindi io credo che non sia proprio un problema di mancano gli investimenti di voler investire su nuovi agenti, ma avere anche la capacità di poterlo fare. Torno a ripetere, se noi oggi volessimo formare il doppio delle persone di quello che stiamo facendo oggi, avremo la difficoltà di non avere le scuole e non avere nemmeno degli istruttori capaci di poter formare tanta gente in così poco tempo. Poco tempo fa è passata una polemica, è durata veramente poco, neanche 24 ore più o meno, sul CPR di Gradisca. Già in realtà le polemiche sul CPR di Gradisca ci sono sempre, però poi ogni tanto vengono fuori dei video, no, dalla struttura che poi girano, dove vengono segnalate presunte violenze da parte di poliziotti anche, insomma. Lei si era arrabbiato molto l'altra volta, perché mi ricordo che insomma anche la questura di Gorizia poi era intervenuta chiarendo un po', non so, il punto della situazione, però il tema è: il CPR di Gradisca continua a essere al centro delle polemiche. Allora, il CPR di Gradisca è un centro che ha sicuramente necessità di essere ristrutturato e ripristinato e messo in sicurezza, proprio a causa delle molteplici rivolte e tentativi di fuga che stanno accadendo, insomma. E questo è un punto, e fra l'altro il SAP ha chiesto a gran voce appunto che vengano effettuati questi lavori. Cosa diversa è sfruttare queste rivolte, sfruttarle a livello politico per cercare di chiudere una struttura che a nostro avviso invece è fondamentale, perché fra l'altro è una struttura che dà la possibilità di rendere effettivo il decreto di espulsione, cioè il provvedimento che viene emesso appunto dalle istituzioni di rimpatriare quelle persone che non hanno diritto, perché o sono entrate illegalmente sul territorio o hanno commesso dei gravissimi reati, o ambedue le cose, appunto di rimandarli al proprio paese, perché sennò altrimenti il decreto di espulsione è un pezzo di carta che non ha alcun valore. Il centro di permanenza e di rimpatrio invece sono dà la possibilità appunto di rendere effettivo il rimpatrio, e non a caso io credo che nascono queste rivolte proprio perché chi viene ospitato non ha paura magari di finire in carcere, ma ha paura di essere rimpatriato, e credo sia anche un'operazione di giustizia nei confronti di tutti quegli immigrati e di tutti quegli stranieri che vengono in Italia in maniera legale, facendo molta fatica proprio per produrre tutta la documentazione per venire in maniera legale, che dopo lavorano e che si sono benissimo integrati nella nostra società. Quindi io credo che l'importanza di questi centri sia fondamentale, e non solo vada ripristinato in maniera adeguata per dare la possibilità agli operatori di polizia di operare in tutta sicurezza all'interno del centro, ma io credo che sarebbe utile che venissero istituiti nuovi centri in ogni regione proprio per aumentare il rimpatrio di persone, ricordando che
nella stragrande maggioranza dei casi delle persone che vengono trattenute in questi centri sono persone che, oltre a essere permanere sul territorio in maniera illegale, nella maggior parte dei casi sono dei criminali che hanno compiuto dei reati gravi. Va bene, siamo agli sgoccioli della nostra trasmissione. Io ovviamente ringrazio Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Naturalmente buon lavoro e poi ci sentiremo anche in futuro proprio per fare anche il punto della situazione su varie questioni. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi per averci seguito anche in questa puntata, in questo nostro post TG. Naturalmente ricordo ancora, non perdetevi la puntata di Ring di questa sera. Buona serata. In pericolo di vita lo scooterista di 47 anni che ieri sera si è schiantato contro un palo in via Flavia di Stramare a Muggia, vicino a Montedoro. Gravissime le ferite riportate, prognosi che rimane riservata. Bene la spesa per gli armamenti in Europa non significa prepararsi alla guerra, voglio la pace anche in Friuli Venezia Giulia con le opposizioni, così il governatore della regione Massimiliano Fedriga. Gravissima l'interferenza politica sulla nomina del segretario generale del porto di Trieste, la denuncia della deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani in trasmissione a Ring. Massima allerta per il caldo, da domani a Trieste arriva l'ondata di calore, un pericolo per tutti, non solo per le categorie fragili, avverte il Ministero della Salute. Weekend di traffico intenso su tutta la rete autostradale Alto Adriatico, code e rallentamenti sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Domani bollino rosso. Dati ancora in crescita per il comparto turistico regionale, più 14% nei primi mesi di quest'anno rispetto al 2024, lo ha riferito l'assessore al turismo Sergio Emidio Bini. Dalla Regione arrivano 50 milioni di euro per la rigenerazione del patrimonio edilizio privato, agevolazione per famiglie, condomini e imprese del Friuli Venezia Giulia. Lo avete sentito dai titoli, ben ritrovati all'edizione del telegiornale di Tele4, rimane ancora in gravissime condizioni e ricoverato in terapia intensiva il centauro di 47 anni che ieri sera si è schiantato violentemente contro un palo della segnaletica stradale in via Flavia di Stramare, vicinissimo al centro commerciale di Montedoro. Lotta fra la vita e la morte, vediamo il servizio. È gravissimo, in pericolo di vita, l'uomo che ieri sera in sella al proprio scooter si è schiantato contro un palo in via Flavia di Stramare, vicino al centro commerciale Montedoro. Il 47enne si trova ricoverato al reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara. La prognosi è riservata. Il grave incidente è avvenuto ieri sera. Secondo le ricostruzioni, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. Un malore potrebbe essere stata la causa della perdita di controllo del mezzo. Violentissimo l'impatto con il cartello stradale a lato strada. Il 47enne è atterrato rovinosamente sull'asfalto a 20 metri di distanza dallo scooter. Alcuni passanti si sono subito fermati a prestare soccorso con il massaggio cardiaco. Una donna in particolare era al telefono con un operatore della Sores che assisteva a distanza alle manovre di rianimazione. Poi sono arrivate altre persone che si sono alternate per aiutare. Quando sono arrivate ambulanze e automedica, la situazione è apparsa subito gravissima. L'uomo era in arresto cardiaco da un quarto d'ora e ci sono voluti oltre 15 minuti perché i medici riuscissero a far sì che il cuore riprendesse a battere. Il 47enne è stato rianimato, stabilizzato e intubato sul posto, poi portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Il malcapitato ha subito traumi e lesioni su tutto il corpo e nel corso della serata è stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i carabinieri di Muggia e le volanti della Polizia di Stato. La galleria di via Flavia di Stramare è stata chiusa per permettere i rilievi. Il traffico è andato in tilt. Adesso parliamo invece di una truffa. Gli ha promesso l'affare ma è sparito con i soldi. È stato denunciato un uomo residente a Trieste, già noto peraltro alle forze dell'ordine. L'indagine è portata a termine dai carabinieri. Vediamo.
Ha raggirato un imprenditore di origine egiziana per farsi consegnare la somma di 31.000 euro e poi sparire nel nulla. La lunga mano della legge, però, lo ha raggiunto. Il truffatore, un uomo originario di Mondragone ma residente a Trieste, aveva concordato con la vittima del raggiro la compravendita di un'auto e un immobile. Tutto sembrava andare per il verso giusto agli occhi del cittadino egiziano di 28 anni che ha recuperato la somma pattuita per portare a termine l'affare. Truffatore e vittima si sono quindi incontrati. Il malintenzionato ha ritirato il denaro, garantendo al malcapitato la buona riuscita dell'accordo. L'uomo originario di Mondragone, di fatto, però, si è reso irreperibile. La macchina e l'immobile non sono mai stati consegnati. Il 28enne straniero, quindi, ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini e proprio questa mattina sono riusciti a rintracciare il truffatore, peraltro già noto alle forze dell'ordine. L'uomo. Identificate 360 persone, di cui 260 cittadini stranieri, controllati 13 esercizi pubblici ed effettuati 6 posti di controllo in varie zone della città. 90 i veicoli che sono stati fermati. Sono i numeri dei controlli della polizia stradale della notte fra venerdì e sabato lungo le strade del capoluogo regionale. 3 patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza e 30 punti della patente decurtati. Un altro automobilista invece è risultato positivo al test per rilevare l'assunzione di sostanze stupefacenti. In questo caso il tampone viene inviato ai laboratori del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per l'analisi di conferma o smentita della positività alla sostanza stupefacente. Le spese per il riarmo e la mozione di fiducia, definizione impropria, che andrà al voto la prossima settimana. Ne abbiamo parlato con il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Ma io sono sempre per la pace, sono per la pace perfino con le opposizioni, è che è un messaggio poco ascoltato dalle opposizioni. Scherza un po' il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga nel giorno in cui a bordo della nave Palinuro ha presentato assieme ad Elisa il mega evento musicale di Piazza Unità. Il Presidente guarda al voto di martedì prossimo, quella che di fatto è una mozione di fiducia nei confronti della Giunta, con una certa tranquillità. Non sarà, dice, un reiterazione nei confronti del Ministro Ciriani, che con la sua uscita sulla sanità regionale qualche settimana fa aveva dato il via ad una crisi che appunto dovrebbe rientrare definitivamente fra pochi giorni. Semplicemente un percorso che prosegue insieme, che viene espressa attraverso un voto di fiducia da tutta la maggioranza che è stata scelta dai cittadini di questa regione, punto. Vogliamo andare avanti esattamente come abbiamo fatto in questi anni, penso con risultati anche apprezzati dalla comunità del Friuli Venezia Giulia. Parlando con i giornalisti, Fedriga si è soffermato anche su questioni di politica internazionale. Ma la pace va sempre bene, l'importante è che non sia una pace di parte e quindi mi aspetto, se si invoca la pace, penso che tutti siamo d'accordo e tutti lavoriamo in tal senso. Nello specifico, questo è il Fedriga pensiero sull'aumento della spesa per il riarmo. Andare verso una difesa NATO rafforzata, soprattutto in questo momento, penso che tuteli l'economia, il lavoro e quindi tuteli gli ospedali, le scuole, perché se qualcuno ci vuole raccontare, e faccio un esempio fra i tanti, per esempio se non abbiamo nulla per difendere il canale di Suez e le navi non arrivano nel porto di Trieste, qualcuno pensa veramente che lo Stato continui ad avere le risorse, si bloccano le attività commerciali, imprenditoriali, economiche per pagare i servizi ai cittadini? L'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico giudica molto grave l'interferenza politica sulla revoca di Vittorio Torbianelli quale segretario generale del porto di Trieste. Ne ha parlato a Ring, intervista in onda questa sera. Vi riproponiamo una breve anticipazione. Il fatto che io abbia scelto Zeno D'Agostino credo che venga riconosciuto da tutta la città. Sì, quindi regione, è la politica che sceglie, cioè è un ruolo che sì, ma la politica determina non, la politica. Ma la politica non ha scelto la politica, la politica ha scelto il manager che stava in campo migliore possibile, che ha lavorato al meglio possibile. Il presidente del porto sceglie in modo esclusivo il segretario generale del porto. È una scelta esclusiva del presidente del porto. Quindi è una sgrammaticatura. Questa è la politica, questa è la politica che non deve entrare. Quando Zeno D'Agostino ha scelto il segretario, io non gli ho mica mandato una rosa con le miei desiderata. Siamo andati a prendere un caffè, gli ho detto: hai individuato la persona giusta? Sì, è questa qui, punto. Basta. Perché il presidente del porto, per l'autorità che ha e per le mansioni e competenze che ha, è la persona che per legge
sceglie in via esclusiva il segretario generale, punto. Il fatto che la politica abbia imposto all'attuale presidente del porto di Trieste di revocare le deleghe già date a una persona peraltro che ha fatto il presidente del porto e che accettava di fare il segretario generale del porto, cioè Vittorio Torbianelli, è una roba che non si è mai vista. Ha fatto il commissario. E che non fa onore alla città, non fa onore alla città, e mi permetta di dire al presidente della regione, che è anche presidente della conferenza delle regioni. Ma cavolo, ma se conta il presidente Vedriga, sta roba qui non doveva succedere, eh? Non doveva succedere. E invece no, qual è la cosa che sta succedendo? Che dove c'è il presidente di uno deve esserci il segretario dell'altro e viceversa. E questo sta succedendo in tutta Italia. La chiusura della ferriera e la riconversione sono operazioni modello che andrebbero esportate. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi in visita a Trieste. Diciamo anche che è stata una chiusura chiesta dalla città, dalla comunità locale, ma da noi ovviamente avallata, e qui c'è l'ex ministro Patuanelli che ha avuto gran parte nel fare sistema, nel definire un accordo di programma, nel dare una prospettiva di rigenerazione urbana, riconversione industriale contenuta per quanto riguarda l'occupazione. Qui non si è perso di fatto un posto di lavoro, si è tutelata la salute, si è protetto l'ambiente, perché ovviamente abbiamo, cancellando l'aria a caldo, tutto un processo di decarbonizzazione che è stato realizzato. Diciamo che è un modello questo qui che dovremmo esportare altrove e che ci sarebbe piaciuto esportare altrove, e lo stavamo facendo, poi sono interrotti ovviamente la possibilità di continuare l'attività di governo, l'azione di governo. Una notizia sempre che riguarda Giuseppe Conte prima del prossimo servizio. Ho incontrato anche i nostri attivisti, i nostri responsabili del coordinamento territoriale, non c'è nessuna frizione in particolare, nessuna fibrillazione, c'è un confronto dialettico normale all'interno di una forza politica. Ci confronteremo e ascolteremo sempre la voce di tutti, come è giusto che sia. Così ha risposto il presidente del Movimento 5 Stelle ai giornalisti che gli hanno chiesto lo stato di salute del movimento stesso. Quanto alla visita oggi sul territorio, ha detto è anche un'occasione per contribuire a rinnovare l'energia e l'entusiasmo degli attivisti. Domani un traffico da Bollino Rosso in autostrada A4 in entrambe le direzioni, quindi sia verso Venezia che verso Trieste. Code e rallentamenti previste soprattutto verso le località di mare. Ecco la situazione per domani e anche per domenica. Traffico da Bollino Rosso sulla rete autostradale Alto Adriatico per la giornata di domani. La stima è che possano transitare oltre 194.000 veicoli. Possibili code e rallentamenti sulla A4 in direzione Trieste alla mattina e al pomeriggio in prossimità degli svincoli verso le località balneari nel tratto 2 corsie San Donà di Piave, Portogruaro e un'uscita alla barriera di Trieste, l'Isert. Traffico intenso anche in direzione Venezia verso le località balneari alla mattina. Bollino giallo invece per le previsioni di traffico nella giornata di domenica, con transiti superiori alle 169.000 unità. Il traffico sarà sostenuto sull'autostrada A4 in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti agli svincoli verso le località di mare. A partire da questo fine settimana Autostrade Alto Adriatico rafforzerà l'organico su strada con anche l'aiuto di piazzalisti, coloro che indirizzano le auto nei caselli per agevolare i flussi. L'esigenza di anticipare i tempi è dettata dagli indicatori del traffico raccolti in questa prima parte della stagione estiva, che hanno fatto segnare sabato 14 giugno un più 14,75% di passaggi rispetto al sabato omologo dell'anno scorso, sabato 21 più 2,73% e domenica scorsa un più 17,71% con 190.000 transiti. Dato quest'ultimo inflazionato per i rientri dei turisti austriaci per il Corpus Domini. Un altro bollino rosso, ma stavolta per il caldo, perché da domani Trieste entra tra le 21 città, poi il numero si allargherà da domenica 27, che appunto registreranno l'allerta massima, l'allerta 3, quella più critica per le ondate di calore che possono generare non pochi problemi fisici a tutti, non solamente alle cosiddette categorie fragili. Il punto nel servizio.
Temperature bollenti dal nord al sud dell'Italia, con il caldo che aumenterà nel weekend. Per domani è infatti previsto il bollino rosso in 17 città, mentre domenica le città in rosso per le ondate di calore salgono a 21, su un totale di 27 monitorate dal Ministero della Salute con bollettini giornalieri. Fra queste c'è anche Trieste. Domani il capoluogo regionale sarà da bollino rosso con il livello di allerta 3. Tale livello, spiega il Ministero della Salute, indica condizioni di emergenza, ovvero l'ondata di calore, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su quelle a rischio come anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Massima attenzione soprattutto per le categorie fragili, ma non solo, come detto. Questi i consigli: non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, rimanere idratati e prediligere cibi leggeri con molta acqua come frutta e verdura ed evitare bevande alcoliche e l'attività sportiva all'aperto. Leggo ancora una notizia prima del prossimo servizio. A partire da giugno, da questo giugno ovviamente, e fino a dicembre 2025 Trieste Trasporti riprende il servizio di vigilanza sussidiaria a bordo degli autobus già sperimentato lo scorso anno. L'iniziativa pone particolare attenzione soprattutto durante la stagione estiva alle linee 6, 20, 36. Il servizio finanziato dalla Regione ed erogato tramite il Comune di Trieste è garantito da Vedetta 2 Mondiapol, selezionata tramite la procedura pubblica. In una prima fase è prevista la presenza di guardie particolari giurate in possesso di specifica abilitazione per 5 giorni alla settimana. Da settembre il presidio sarà potenziato con 4 guardie giurate operative 7 su 7 per almeno 8 ore al giorno. L'obiettivo è rafforzare la percezione di sicurezza a bordo dei mezzi, prevenendo comportamenti scorretti, situazioni di disagio o atti vandalici. Una misura concreta che risponde a un bisogno sentito dai cittadini e dai lavoratori, dichiara il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi. Ci spostiamo a Gorizia perché è partita la campagna antincendio 2025 col coordinamento tra Prefettura, Protezione Civile e altri enti. L'obiettivo è prevenire nuovi roghi sul Carso e rafforzare i controlli estivi. Con l'estate appena incominciata, la Prefettura di Gorizia ha avviato ufficialmente la campagna antincendio 2025, riunendo tutte le componenti del sistema di protezione civile per rafforzare il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto. L'iniziativa si inserisce nel solco della collaborazione già collaudata con la Prefettura di Trieste, alla luce dei gravi incendi che negli anni scorsi hanno interessato il territorio carsico. Al centro dell'incontro l'analisi dei rischi specifici dell'area e la definizione di azioni congiunte tra istituzioni, protezione civile, vigili del fuoco, ispettorato forestale, forze dell'ordine e gestori di infrastrutture ferroviarie e stradali. Particolare attenzione è rivolta alle zone di interfaccia urbano-rurale, dove è più alta la possibilità che un incendio si propaghi rapidamente con conseguenze rilevanti. Tra le novità di quest'anno, le segnalazioni di incendi boschivi al numero unico 112 saranno prese in carico direttamente dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, che potrà così attivare con maggiore tempestività i volontari sul campo e i mezzi di spegnimento. È previsto inoltre l'avvio di attività di pattugliamento da parte delle squadre di volontari. Il sistema regionale è stato rafforzato anche con l'aumento dei DOS, i direttori delle operazioni di spegnimento, mentre i vigili del fuoco disporranno di squadre aggiuntive pronte a intervenire nei mesi estivi grazie a una convenzione con la Protezione Civile. Sul fronte della prevenzione strutturale, i gestori delle reti ferroviarie e stradali hanno garantito attività di sfalcio e manutenzione lungo i tracciati, con Rete Ferrovie Italiane impegnata nella posa di muretti tagliafuoco. Le forze di polizia intensificheranno i controlli nelle aree più esposte. L'incontro ha sottolineato l'importanza di un'azione coordinata e costante non solo per gestire le emergenze, ma soprattutto per evitarle, attraverso la promozione della cultura della protezione civile e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Dati ancora in crescita per il comparto turistico regionale, più 14% nei primi mesi di quest'anno rispetto all'anno precedente. Lo ha riferito l'assessore a turismo Sergio Emidiobini oggi durante la presentazione del restyling dell'Infopoint in Piazza Unità. Spazi rinnovati, merchandising, un video wall alle spalle degli impiegati dell'ufficio che passa costantemente le immagini che inquadrano le bellezze della regione. L'Infopoint turistico della regione Friuli Venezia Giulia, nella centralissima Piazza Unità d'Italia, si è rifatto il look. Oggi l'assessore regionale Sergio Emidiobini ha salutato il personale e visitato il locale al piano terra del Palazzo Presidenziale, soddisfatto della resa dell'ufficio. Ci voleva un luogo accogliente, visibile,
in grado di proporre e di promuovere quelle che sono le bellezze e le ricchezze del Friuli Venezia Giulia, e ci mettiamo anche il merchandising. Aperto ora, gli operatori mi hanno detto che già in queste prime ore di attività nella nuova sede le telefonate, le richieste di informazioni da parte dei turisti sono molte, quindi un restyling che sta interessando un po' tutti i punti di informazione turistica della regione Friuli Venezia Giulia, Trieste, ma non solo Trieste, stiamo rendendo belli ed accoglienti un po' tutti gli infopoint che gestiamo come Promoturismo. Il biglietto da visita, per chi ne avesse bisogno, riflette quelli che sono i dati costantemente in crescita in questi anni dell'afflusso turistico in tutta la regione, con particolare concentrazione d'estate nelle località balneari, ma anche in città attrattive come Trieste. Il dato che mi hanno portato ultimo parla nel 25, in questi primi mesi del 25, di un ulteriore più 14% rispetto all'anno dei record, quindi sta andando tutto molto bene, quindi incrociamo le dita, affrontiamo questa stagione che ormai anche a Trieste non è più solo estate, ma è 365 giorni all'anno. I palinsesti sono dei palinsesti molto ricchi, i luoghi sono belli, quindi insomma pronti ad accogliere. Andiamo con le immagini in Piazza Unità, immagini che naturalmente si riferiscono al tardo pomeriggio, Piazza Unità presa d'assalto da chi parteciperà, assisterà al concerto di questa sera, di questi giorni, file ai 3 varchi di accesso tra Piazza Unità e Piazza Verdi per poter appunto fare l'ingresso poi nella piazza, poi di fatto i concerti sono allestiti sulla nave scuola Palinuro ormeggiata davanti alla grande piazza di Trieste. Come potete vedere sono tanti, soprattutto i giovani, che si sono assiepati. Qualche criticità sulla viabilità, naturalmente le rive sono state chiuse per permettere la gestione del tutto e naturalmente sappiamo che quando ci sono manifestazioni come questa è logico naturalmente aspettarsi un po' di disagio, soprattutto per gli automobilisti che fanno via vai sulle rive. 2 giorni, questo weekend dedicato insomma agli eventi a Trieste. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi, a fra pochissimo. Ripartiamo ricordando che questa sera c'è Ring alle 21:10 con Ferdinando Avarino. Si comincia con l'intervista tu per tu con l'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico. Poi con Everest Bertoli alle 21:35, assessore al bilancio del Comune di Trieste. Poi il dibattito alle 21:50 con Danilo Slocar della Lega, Marco Slavic di Adesso Trieste, Ignazio Vania di Fratelli d'Italia e Luca Bressa del Partito Democratico. Consegnata ai 18enni goriziani la Costituzione della Repubblica Italiana in 4 lingue. Oggi la cerimonia, vediamo. Una giornata speciale quella di oggi per tutta la nostra comunità cittadina, perché oggi abbiamo voluto insieme a tante autorità consegnare a tutte le neo e neo diciottenni di Gorizia la carta costituzionale della nostra Repubblica, la nostra Costituzione. Oltre 100 sono state le ragazze e ragazzi, tanti accompagnati anche da amici, da parenti, dai genitori, che sono venute proprio oggi. Abbiamo rammentato come davvero questa sia la strada maestra per quanto riguarda qualunque necessità di relazione con il mondo, con le persone, con le istituzioni, rammentando anche che oggi stiamo vivendo, ai noi, in una società in cui troppo spesso si afferma l'io rispetto a scapito del noi e troppo spesso si affermi il diritto del cittadino e non invece il dovere. Cominciare perciò questo nuovo tratto di cammino della loro vita con una carta costituzionale che speriamo, almeno questo è stato il nostro auspicio, il nostro invito Legano, penso che sia ecco il motivo per cui oggi è una giornata di grande soddisfazione. E vogliamo anche precisare che è per la prima volta, credo, per quanto riguarda la nostra regione, la Costituzione che abbiamo consegnato a tutti è in 4 lingue, in italiano, in sloveno, in friulano e in tedesco, che sono quelle 4 lingue che i nostri bisnonni e trisnonni parlavano su tutto il nostro territorio, ciascuno si rivolgeva all'altro componente del nucleo familiare nella propria lingua elettiva, ma comprendeva anche le altre.
Dalla Regione 50 milioni di euro per la rigenerazione del patrimonio edilizio privato. Abbiamo approvato un provvedimento con una dotazione di 50 milioni di euro che rappresenta un passaggio fondamentale per la rigenerazione del patrimonio edilizio privato, la riduzione del consumo di suolo e l'efficientamento energetico in Friuli Venezia Giulia. È il commento dell'assessore a infrastrutture e territorio Cristina Amirante al DDL 36, interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato. La finalità è mettere a disposizione un patrimonio sicuro da un punto di vista sismico ed efficientato da un punto di vista energetico, per chi è già residente ma anche per chi vuole venire ad abitare in Friuli Venezia Giulia, persone che avranno a disposizione dei pacchetti di alloggi disponibili sul mercato immobiliare, in particolare per quanto concerne le locazioni con canoni a prezzi calmierati, con formule 3+2 adatte alle giovani coppie o a chi ha un primo incarico professionale. Così, continua l'assessore, vogliamo incidere sulle città per evitare che ci siano troppe abitazioni destinate esclusivamente al turismo, sui centri più piccoli per contrastare il trasferimento della popolazione dai paesini verso gli insediamenti più grandi e sulle tematiche legate all'abbandono della montagna. I bandi saranno di due tipi, uno a sportello che darà la possibilità di efficientare con cappotti, serramenti e caldaie le abitazioni, i contributi saranno erogati a intervento eseguito, fanno eccezione i finanziamenti alle famiglie con ISEE inferiori ai 25.000 euro per le quali è prevista anche un'anticipazione. L'altro bando riguarda gli interventi più pesanti come manutenzioni straordinarie, restauri e demolizioni con ricostruzioni. In questi casi per i privati, condomini, imprese e professionisti, conclude l'assessore, sarà possibile entrare in graduatoria in base a criteri stabiliti di volta in volta. Sabato 28 giugno il mare di Trieste si accende con la Barcarola Triestina, sfilata notturna di barche illuminate promossa dalla Lega Navale a sostegno dell'associazione Io Tifo Sveva. Sabato 28 giugno torna a Trieste la magia della Barcarola Triestina, l'evento notturno organizzato dalla Lega Navale Italiana, sezione di Trieste. Una suggestiva sfilata di barche illuminate colorerà il mare cittadino con un'iniziativa che unisce spettacolo, musica e solidarietà. La manifestazione a scopo benefico in favore dell'associazione Io Tifo Sveva vedrà il raduno delle imbarcazioni alle 21:30 nello specchio d'acqua antistante il molo della base nautica. Alle 22, con l'accensione delle luminarie di bordo, inizierà la parata. Tutte le barche si muoveranno in fila indiana, guidate da un mezzo della Lega Navale con luce gialla lampeggiante. Il percorso si snoderà fino al molo quarto per poi rientrare costeggiando le rive cittadine e la Sacchetta. A rendere l'atmosfera ancora più festosa ci penserà la musica dell'associazione bandistica folcloristica muggesana Ongia, a bordo del ponton boat posizionato al centro della fila. Durante la sfilata verrà inoltre distribuita anguria fresca dai gommoni della Lega Navale Italiana. La partecipazione è aperta a tutti, con un contributo di 10 euro a persona. Le iscrizioni si raccolgono presso la sede della Lega Navale in Molo Fratelli Bandiera 9. In caso di maltempo l'evento si sposterà a terra con musica e anguria all'interno della sede. Una serata in cui il mare si fa spettacolo per una buona causa. È tutto dal notiziario di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito e un buon proseguimento sulla nostra emittente. Buona serata.